Cari amici della Tenda TV, buon pomeriggio, ben ritrovati per quello che è diventato ormai un appuntamento tradizionale prima della diretta, delle celebrazioni, delle ordinazioni e dei momenti importanti per la vita della nostra diocesi e in particolare del nostro seminario vescovile. In questo momento sentiamoci tutti benvenuti alla celebrazione di ordinazione presbiterale di due giovani del nostro seminario che sono qui accanto a me e che tra poco vi presenterò. È un giorno di festa perché dentro alla grande solennità della Santissima Trinità, che celebriamo insieme a tutta la Chiesa, oggi due giovani rispondono all'amore trinitario di Dio con il proprio sì alla chiamata che il Signore dona loro. È come sempre motivo di gioia, di gratitudine e di benedizione per tutta la nostra Chiesa. E in questo momento particolare in cui abbiamo tutti un po' voglia di sgranchirci dopo i mesi del lockdown, della pandemia, ne stiamo ancora uscendo, credo che questo sia anche un momento in cui l'anima e il cuore possono prendere una piega nuova, un po' di respiro e aprirsi anche ad una bella novità suscitata dallo Spirito Santo. Accanto a me, allora, ecco i nostri due amici che già abbiamo incontrato e conosciuto l'anno scorso in occasione della vostra ordinazione diaconale, ma chiedo nuovamente a loro di presentarsi di fronte a chi ci sta guardando in questo momento. Ciao a tutti, sono Don Davide Forest, ho 26 anni, sono originario della parrocchia di Mansuè e in quest'anno di diaconato sto svolgendo il mio servizio presso la comunità del seminario minore e poi nel fine settimana, il sabato e la domenica, presso le parrocchie di Pieve di Soligo, Refrontolo e Solighetto. E io sono Don Giovanni Stella, ho 30 anni e sono originario della parrocchia del Duomo di Sacile e quest'anno di diaconato ho svolto il mio servizio presso le parrocchie di Oderzo, di Fratta e di Camino. Comincio proprio con te, Don Giovanni, ma poi la stessa domanda la rivolgerò anche a Don Davide. Diventare preti significa uscire dalla famiglia del seminario che in questi anni vi ha accompagnati ed entrare in un'altra famiglia, quella del presbiterio diocesano, cioè l'insieme dei preti che formano la nostra chiesa locale. Vi chiedo con quali sentimenti e con quali pensieri state lasciando questa famiglia del seminario e con quali sentimenti e pensieri state per entrare in quella del presbiterio. Beh, ecco, allora, soprattutto pensando agli anni trascorsi in seminario, sembrerà scontato, ma il sentimento che ora mi abita è la gratitudine. Gratitudine perché qui ho passato
molti anni, sono 7-8 anni compresa la comunità vocazionale, ma qui ho proprio vissuto una vera fraternità e di questo sono davvero grato. Io sono figlio unico e quindi incontrare qui dei fratelli più o meno coetanei con cui condividere davvero tutta la vita, perché dal mattino alla sera, davvero è stato per me fondamentale. E quindi ricordo con piacere anche gli episodi di appunto vita comune, ma soprattutto vorrei ringraziare per gli episodi in cui siamo riusciti a studiare insieme. Questo è un esempio concreto di questi anni in cui io ho sempre fatto difficoltà pur avendo una laurea, ma lo studio della teologia mi ha sempre un po' messo alla prova e poter studiare insieme mi ha davvero aiutato in questo cammino, senza dimenticare anche i momenti di gioia e di festa condivisi insieme anche in gratuità. Beh, anche per me il sentimento che davvero abita il mio cuore in questo tempo, guardando alla famiglia del seminario, è quello della gratitudine, un po' come diceva adesso Don Giovanni, perché anch'io dentro questo cammino con questi fratelli, con questi educatori, sono anzitutto cresciuto come uomo, come cristiano. Ecco, e qui nella vita comunitaria, pur sperimentando anche alcune fatiche, perché insomma l'incontro fa a volte venire fuori anche i limiti personali e diventa magari uno scontro, però ecco, pur con qualche fatica ho scoperto soprattutto la bellezza del camminare e del crescere insieme, ascoltando la voce del Signore. E poi per rispondere, Don Fabio, alla seconda domanda che facevi, ecco, direi così, guardo al presbiterio diocesano con tanto entusiasmo, ecco, e con la gioia di entrare in questa nuova famiglia. Una famiglia che in questi anni abbiamo potuto un po' assaporare, grazie al servizio pastorale, in particolare nelle parrocchie, ma anche grazie agli educatori del seminario. E proprio pensando al servizio pastorale, in questi anni ho avuto la grazia di camminare, di condividere un tratto di strada con alcuni preti, parroci e cappellani che nella loro umanità, nella loro quotidianità mi hanno mostrato e mi hanno testimoniato la gioia di essere preti e di esserlo per questa chiesa diocesana di Vittorio Veneto. Sì, anch'io rispondendo alla seconda parte della domanda, provo gioia e speranza di trovare nella famiglia del presbiterio quella famiglia che ho già sperimentato un po', come dicevo prima, qui in seminario, e la speranza di davvero poter essere dei confratelli uniti. E se poi penso anche alla mia esperienza di seminarista, in tante figure che mi hanno accompagnato, davvero voglio essere in questa famiglia del presbiterio anche una figura di prete che accompagna i giovani, come io mi sono sentito accompagnato da tanti preti nel mio cammino. Dunque, una famiglia che non vi lascerà soli, di questo siamo certi. Il presbiterio farà la sua parte, ma la gente, le famiglie, le comunità parrocchiali ci sono e vi testimoniano in tanti modi anche la vicinanza e l'affetto. Oggi l'ordinazione sacra, tra pochi istanti, con l'imposizione delle mani, la preghiera consacratoria, e domani un altro momento importante per entrambi, la vostra prima Santa Messa celebrata in quella parrocchia che vi ha generati alla fede, a Mansuè e a Sacile. Vi chiedo che cosa volete chiedere domani al Signore Gesù Cristo per la vostra gente e che cosa chiedete anche alla gente per voi, per il futuro, per le comunità. Beh, allora, domani per la mia gente vorrei chiedere al Signore quello che viene chiesto in ogni celebrazione eucaristica, dove si invoca lo Spirito Santo sulle offerte perché diventino corpo e sangue, ma anche sul popolo perché diventi un unico corpo. Quindi vorrei chiedere questo, che la pace e la concordia regni sempre sulla mia comunità e sulle comunità che sono chiamato a servire. E poi anche alla mia gente vorrei invece chiedere soprattutto il sostegno nella preghiera, quel sostegno che mi ha aiutato in questi anni di seminario, di cammino e che sono sicuro mi sosterrà sempre nel mio cammino futuro. La celebrazione della mia prima Santa Messa a Mansuè credo sarà anzitutto un momento per rendere grazie al Signore per quella comunità
che mi ha cresciuto e che mi ha accompagnato in tutti questi anni. E al Signore vorrei chiedere la grazia per quella comunità, la grazia dell'unità. Ecco, perché la mia comunità di Mansuè possa continuare ad essere quella comunità unita nella quale giovani e ragazzi possono scoprire la bellezza del seguire il Signore Gesù, un po' come è successo per me. E alla comunità di Mansuè vorrei chiedere, come ha fatto Don Giovanni, di continuare a sostenermi con la preghiera e con il ricordo orante al Signore. E insieme a me sostenere anche tutti gli altri pastori, il parroco, Don Ugo e tutti i preti che il Signore vorrà donare a quella comunità. Grazie per queste risposte molto profonde e significative. Vi ho fatto questa domanda perché ricordo che anch'io, qualche anno fa, quando sono stato ordinato sacerdote, una signora della parrocchia dove ero in servizio mi ha proprio chiesto che cosa chiedi tu alla gente, e questa domanda mi ha fatto lavorare dentro e mi ha aiutato anche nei mesi successivi. Concludiamo, cari amici. Vi chiedo di lanciare e lasciare un messaggio a tutti coloro che ci stanno seguendo. Non tutti possono essere oggi qui in cattedrale, a 2 passi da noi, ma tanti vi stanno seguendo e stanno pregando per voi da casa. Che cosa volete dire loro? Vorrei semplicemente dire che seguire il Signore è bello, l'ho sperimentato in questi anni e lo sento davvero vero per me. Seguire il Signore è bello e dà tanta gioia, provare per credere. Ecco, mi viene in mente, soprattutto in questi anni di pandemia che stiamo vivendo, si è sempre detto andrà tutto bene. Questa frase è risuonata in molte occasioni, ma quello che vorrei augurarvi è dirvi che in realtà va tutto bene, perché il Signore Gesù non ci ha mai abbandonato, Lui ce l'ha promesso, sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Io so che mi ha accompagnato nel mio cammino e so che accompagnerà sempre la sua Chiesa, quindi non dimentichiamo che con Lui va tutto bene. E insieme con questi vostri messaggi pieni di luce e di prospettiva, anche noi vogliamo augurarvi una cosa bella, secondo il Vangelo, e cioè quella di prendere il largo senza paura nella vostra vita presbiterale. Sono proprio queste le parole che troviamo scritte qui in latino, accanto alla bella vetrata che decora la nostra cappella di teologia. Voi per tanti anni avete pregato e meditato qui dentro insieme agli altri seminaristi. E qui c'è scritto proprio «Duc in altum», prendi il largo. Sono le parole che Gesù ha detto a Simon Pietro nel giorno della pesca miracolosa, e noi qui abbiamo la barca, la vela sospinta dal vento dello Spirito e tanti pesci buoni da trarre nella rete. Don Giovanni, Don Davide, prendete il largo con il Signore senza paura. Celebriamo oggi la solennità della Santissima Trinità. Alla festa della liturgia si aggiunge un ulteriore motivo di gioia per la nostra Chiesa di Vittorio Veneto. In questa Eucaristia, infatti, il Vescovo Corrado ordinerà presbiteri 2 nostri fratelli diaconi, Don Davide Forest, originario della parrocchia di Mansuè, e Don Giovanni Stella, originario della parrocchia del Duomo di Sacile. Seguendo la tradizione testimoniata fin dall'epoca apostolica, con l'imposizione delle mani e la preghiera di ordinazione, viene inserito nell'ordine sacro colui che il Signore chiama a servirlo nella sua Chiesa, per l'annuncio del Vangelo e la santificazione dei fratelli mediante i sacramenti. Il ministero ordinato nella Chiesa è a servizio della crescita e dello sviluppo di tutte le vocazioni, anzitutto di quella fondamentale del battesimo, quindi delle vocazioni alla vita consacrata e alla vita coniugale, alla vita missionaria, ed è a servizio di tutti i carismi e ministeri istituiti e spontanei che nascono dal battesimo.
La celebrazione che viviamo ci permette di rinnovare ancora una volta la nostra gratitudine e riconoscenza al Signore, che continua a benedire la sua Chiesa e a prendersi cura di essa. Disponiamo il nostro cuore nel raccoglimento per vivere in questa Eucaristia l'incontro con Dio Padre, attraverso il suo Figlio Gesù, in una rinnovata effusione dello Spirito Santo sull'intera Chiesa e su coloro che saranno ordinati presbiteri. Accogliamo ora il Vescovo con i suoi ministri nell'ingresso in cattedrale con il canto La Creazione Giubili che troveremo all'inizio del libretto.
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio. E supplico la di pregare. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, tu che sei via per ricondurci al Padre, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Cristo, tu che sei verità per guidarci al bene, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Signore, tu che sei vita per ravvivarci in te, abbi pietà di noi. Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo.
Preghiamo. O Dio Padre, che hai mandato nel mondo il tuo Figlio, parola di verità, e lo Spirito santificatore, per rivelare agli uomini il mistero ineffabile della tua vita, fa che nella confessione della vera fede riconosciamo la gloria della Trinità e adoriamo l'unico Dio in 3 persone. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu mai cosa grande come questa, e si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'ha udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra, con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccio teso e grandi terrori, come fece per voi il Signore vostro Dio, in Egitto, sotto i tuoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, e perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Parola di Dio. Beato il popolo scelto dal Signore. Scelto dal Signore. Retta è la parola del Signore e fedele ogni sua opera. Egli ama la giustizia e il diritto. Dell'amore del Signore è piena la terra. Beato il popolo scelto dal Signore. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiera, perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. Beato il popolo scelto dal Signore. Ecco,
L'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. Beato il popolo scelto dal Signore. L'anima nostra attende il Signore, Egli è nostro aiuto e nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Beato il popolo scelto dal Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo: Abba, Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo, a Dio che è, che era e che viene. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato.
Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Possiamo sedere. Inserito nella liturgia della parola, inizia ora il rito di ordinazione con l'appello dei candidati al ministero presbiterale. Con questo gesto la Chiesa locale, secondo un'antica consuetudine, presenta gli ordinandi al Vescovo, il quale ne riconosce pubblicamente l'autenticità della vocazione, frutto dell'azione dello Spirito Santo. È compito del seminario vescovile aiutare il Vescovo nell'accompagnamento e nella preparazione dei futuri presbiteri. Per questo è il rettore di questo istituto a chiedere al Vescovo l'ordinazione dei candidati. Si presentino coloro che devono essere ordinati presbiteri. Don Davide Forest. Eccomi. Don Giovanni Stella. Eccomi. Reverendissimo Padre, la Santa Madre Chiesa chiede che questi nostri fratelli siano ordinati presbiteri. Sei certo che ne siano degni? Dalle informazioni raccolte presso il popolo cristiano e secondo il giudizio di coloro che ne hanno curato la formazione, posso attestare che ne sono degni. Con l'aiuto di Dio e di Gesù Cristo nostro Salvatore, noi scegliamo questi nostri fratelli per l'ordine del presbiterato. Carissimi ordinandi, familiari, confratelli sacerdoti, diaconi, consacrati, fedeli tutti, siamo qui per un momento di gioia e di festa per la nostra Chiesa, questo lo capiamo immediatamente, quindi anche la pioggia che purtroppo disturba coloro che sono nel sagrato, nella piazza, è accolta e vissuta anche con maggior pazienza. Proprio per questo momento saluto anche voi che siete fuori, saluto coloro che sono in sintonia con noi attraverso la tenda TV e Radio Palazzo Carli. È un momento di Chiesa bello, segno di speranza e di fiducia. E parto facendo un'osservazione sul Vangelo che abbiamo appena ascoltato, perché è davvero stupefacente, ma anche un po' inquietante, quell'inciso che troviamo
nel brano appena ascoltato. Gli 11 discepoli, dice Matteo, andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono. E qui questa frase, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: andate, fate discepoli tutti i popoli. Stupefacente, dico, è inquietante. Perché? Perché proprio nel momento in cui si attua quanto Gesù aveva loro indicato attraverso le donne che avevano detto vi aspetterà in Galilea, dove lo avrebbero incontrato, proprio nel momento in cui lo vedono, quando gli si prostrano ai piedi, proprio allora dubitano. La traduzione della CEI ultima mentre quella prima, alcuni però essi però dubitarono. Se non fosse capitato proprio così, non l'avrebbero scritto sul Vangelo, questo possiamo star certi. L'esperienza del dubbio, proprio quando vedono Gesù ed esprimono a Lui la loro fede, prostrandosi per adorarlo, è qualcosa di difficilmente spiegabile razionalmente. E tuttavia è qualcosa di intuibile guardando alla nostra esperienza o all'esperienza di persone che conosciamo. Più di qualche persona mi ha detto in passato e anche recentemente: io rischio di dimenticarmi del Signore, di dubitare di Lui nelle mie scelte pratiche, proprio quando le cose vanno bene, quando avrei tutti i motivi per essere felice, illuminato dalla grazia del Signore, per ringraziarlo. Proprio in quei momenti si insinua nella mia vita il dubbio di non aver bisogno del Signore. Il dubbio che non vale la pena di inquietarsi troppo per rispondere alla sua chiamata. Si sta così bene, tranquilli. Il dubbio che Egli non esista. E questo credo che tutti abbiamo sperimentato in qualche momento. Non ci è detto da Matteo quale fu in quel frangente il dubbio degli apostoli. Non ci è detto. E tuttavia ci è detto invece che cosa fece Gesù per aiutarli a superare quel dubbio. Sorprendentemente Gesù non si mette a rimproverarli, come in altri casi ha fatto, per la loro poca fede. Non comincia a rispondere ai loro quesiti, ai loro interrogativi, dopo esserseli fatti dire. Non elabora una catechesi o una risposta teologica per rispondere al loro dubitare. No. Egli affida loro un mandato. Risponde, per così dire, rilanciando la sua proposta. Sembra non tenere minimamente conto del loro dubbio, ma ricordando loro la sua autorità, a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra, li invia a tutti i popoli della terra per farli diventare suoi discepoli. Li invia come se fossero le persone più sicure, più convinte, più solide del mondo. Andate dunque. Questo dunque è proprio seguente a me è stato dato ogni potere. Andate dunque. Fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho insegnato. Gesù risponde, in altre parole, al dubbio degli apostoli, rinnovando autoritativamente il mandato, l'invio in missione. Potremmo però anche dirla in un altro modo. Potremmo dire che Gesù risponde al dubbio degli apostoli mostrando loro di rinnovare totalmente e senza lasciarsi minimamente spaventare dalle loro debolezze la sua fiducia a ciascuno di loro. Possiamo vederla in questo modo. Non si manda a una missione così universale gente di cui non si abbia fiducia, nonostante le loro debolezze. Gesù, in altre parole, dimostra di avere una fiducia per certi aspetti inspiegabile nei suoi discepoli.
inspiegabile dal punto di vista razionale forse, ma poi dal punto di vista pratico guardiamo la nostra esperienza e diciamo sì, è proprio vero, se tu hai fiducia in me. Non è facilmente spiegabile. Ma nello stesso tempo non si ferma qui. Egli promette loro una cosa decisiva. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Gesù cioè non risponde al dubbio degli apostoli soltanto ribadendo l'invio in missione in maniera apparentemente disumana, quasi indifferente ai loro dubbi interiori. Certo, Gesù, per così dire, non coccola gli apostoli, come magari saremmo stati portati a far noi, poveretti, guarda, sono pieni di dubbi, dai, forza, coraggio, pim pum pam. No, ribadisce totalmente la loro fiducia trattandoli da adulti, da persone responsabili e soprattutto garantisce la sua presenza con loro. Non vi lascerò orfani, aveva detto Gesù durante l'ultima cena. Io sono con voi tutti i giorni, per sempre, fino alla fine del mondo. Carissimi Davide e Giovanni, quella di Gesù è una presenza che voi avete imparato a conoscere, ad apprezzare e ad amare mano a mano che siete venuti crescendo nella vostra vita spirituale e nella risposta alla vostra vocazione. Questa presenza vi ha certamente aiutato a comprendere e a vivere il senso di quell'appello, di quella chiamata che a un certo momento della vostra vita è risuonata con forza nel vostro cuore. Andate, fate discepoli. Ma è stata la presenza di Gesù che vi ha aiutato a capire questo appello. Non sono certamente mancati dei momenti di dubbio, di difficoltà e di prova nel vostro percorso vocazionale, ma anche per voi è stato decisivo il sentire che il Signore, mentre ribadiva il suo invito e la sua fiducia, vi garantiva la sua presenza fedele, misericordiosa e amorevole. Così continuerà ad essere anche in futuro, sapete. Il vostro presbiterato sarà un corrispondere alla fiducia che Gesù vi rinnova attraverso il suo mandato, che ogni giorno vi ribadirà: andate e fate discepoli, ma nello stesso tempo la corrispondenza a questa sua chiamata sarà sostenuta dalla relazione personale con colui che vi assicura: ecco, io sono con te tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Vi siamo vicini con la preghiera fraterna e con la nostra amicizia. Vi è vicino tutto il presbiterio del quale oggi comincerete a far parte e che è significativamente presente oggi attorno a voi. Non siete soli, tante persone delle vostre parrocchie, delle vostre famiglie, dell'intera diocesi, vi stimano, vi amano, vi sono vicine e vi ricordano al Signore. E questo è certamente molto importante, molto. Ma soprattutto, permettetemi di ripetervelo, sappiate affidarvi e corrispondere a quella presenza che il Signore vi promette giorno dopo giorno e che fedelmente manterrà. Ho piacere che proprio quest'oggi suoni questa promessa di Gesù, che dovrebbe essere, per così dire, l'imprinting del vostro presbiterato. Io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Sarà la vostra ricchezza più grande e la vostra forza più grande. Possiamo rimanere seduti. Don Davide e Don Giovanni manifesteranno ora davanti al Vescovo e al popolo di Dio la volontà d'accogliere gli impegni che il ministero presbiterale comporta.
Figli carissimi, prima di ricevere l'ordine del presbiterato, dovete manifestare davanti al popolo di Dio la volontà di assumerne gli impegni. Volete esercitare per tutta la vita il ministero sacerdotale nel grado di presbiteri, come fedeli cooperatori dell'ordine dei vescovi nel servizio del popolo di Dio sotto la guida dello Spirito Santo? Sì, lo voglio. Volete adempiere degnamente e sapientemente il ministero della parola nella predicazione del Vangelo e nell'insegnamento della fede cattolica? Sì, lo voglio. Volete celebrare con devozione e fedeltà i misteri di Cristo secondo la tradizione della Chiesa, specialmente nel sacrificio eucaristico e nel sacramento della riconciliazione a lode di Dio e per la santificazione del popolo cristiano? Sì, lo voglio. Volete insieme con noi implorare la divina misericordia per il popolo a voi affidato, dedicandovi assiduamente alla preghiera come ha comandato il Signore? Sì, lo voglio. Volete essere sempre più strettamente uniti a Cristo sommo sacerdote, che come vittima pura si è offerto al Padre per noi, consacrando voi stessi a Dio insieme con Lui per la salvezza di tutti gli uomini? Sì, con l'aiuto di Dio lo voglio. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Prometti a me e ai miei successori filiale rispetto e obbedienza? Sì, lo prometto. Dio che ha iniziato in te la sua opera, la porti a compimento. Ci alziamo in piedi. Nel canto delle litanie dei santi chiediamo a Dio, per questi nostri fratelli, la grazia dello Spirito Santo. Al termine delle litanie, il Vescovo imporrà le mani sul capo degli ordinandi e, con la solenne preghiera di ordinazione che seguirà, ne verrà espresso il senso e la portata. Preghiamo ora, fratelli e sorelle carissimi, Dio, Padre Onnipotente, perché colmi dei Suoi doni questi figli che ha voluto chiamare all'ordine del presbiterato. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Santa Maria, Madre di Dio, San Michele, Santi Angeli di Dio, San Davide, San Giovanni Battista, San Giuseppe, Santi Patriarchi e Profeti, Santi Pietro e Paolo, Sant'Andrea, San Giovanni, San Marco,
Santi Apostoli ed Evangelisti, Santa Maria Maddalena, Santi discepoli del Signore, Santo Stefano, San Clemente, Sant'Ignazio di Antiochia, San Lorenzo, Santi Ermagora e Fortunato, Sante Perpetua e Felicita, Sant'Agnese, Santa Augusta, Santa Teresa Benedetta della Croce, Santi Martiri di Cristo, Sant'Agostino, San Gregorio, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martino, San Benedetto, San Venanzio Fortunato, San Tiziano, San Magno, Santi Cirillo e Metodio, Santi Francesco e Domenico, San Luigi Gonzaga, San Francesco Saverio, San Francesco di Sal, San Giovanni Maria Vianney, San Giovanni Bosco, San Luigi Guanella, San Giovanni XXIII, San Paolo VI, San Giovanni Paolo II, Santa Brigida, Santa Caterina da Siena, Santa Teresa d'Avila, Santa Teresa di Gesù Bambino, Beato Marco d'Aviano, Beato Luigi Tezza, Beato Claudio Granzotto, Beato Giuseppe Toniolo, Beato Luigi Caburlotto, Beato Giuseppe Puglisi, Beata Giuliana da Collalto, Beata Maria Pia Mastena,
santi e sante tutti di Dio, nella tua misericordia, da ogni male, da ogni peccato, dalla morte eterna, per la tua incarnazione, per la tua morte e risurrezione, per il dono dello Spirito Santo, noi peccatori ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Conforta e illumina la tua Santa Chiesa. Proteggi il Papa, i Vescovi, i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo. benedici questi tuoi eletti. Benedici e santifica questi tuoi eletti. Benedici, santifica e consacra questi tuoi eletti. Manda nuovi operai nella tua messe. Dona al mondo intero la giustizia e la pace. Aiuta e conforta tutti coloro che sono nella prova e nel dolore. Custodisci e conferma nel tuo servizio noi e tutto il popolo a te consacrato. Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e fondi la benedizione dello Spirito Santo e la potenza della grazia sacerdotale su questi tuoi figli. Noi li presentiamo a te, Dio di misericordia, perché siano consacrati e ricevano l'inesauribile ricchezza del tuo dono. Per Cristo nostro Signore.
Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, artefice della dignità umana, dispensatore di ogni grazia, che fai vivere e sostieni tutte le creature e le guidi in una continua crescita, assistici col tuo aiuto. Per formare il popolo sacerdotale tu hai disposto in esso i diversi ordini, con la potenza dello Spirito Santo, i ministri del Cristo tuo Figlio. Nell'antica alleanza presero forma e figura i vari uffici istituiti per il servizio liturgico. A Mosè e ad Aronne, da te prescelti per reggere e santificare il tuo popolo, associasti collaboratori che li seguivano nel grado e nella dignità. Nel cammino dell'Esodo comunicasti a 70 uomini saggi e prudenti lo spirito di Mosè tuo servo, perché egli potesse guidare più agevolmente con il loro aiuto il tuo popolo. Tu rendesti partecipi i figli di Aronne della pienezza del loro padre, perché non mancasse mai nella tua tenda il servizio sacerdotale previsto dalla legge per l'offerta dei sacrifici, che erano ombra delle realtà future. Nella pienezza dei tempi, Padre Santo, hai mandato nel mondo il tuo Figlio Gesù, apostolo e pontefice della fede che noi professiamo. Per opera dello Spirito Santo, egli si offrì a te, vittima senza macchia, e rese partecipi della sua missione i suoi apostoli, consacrandoli nella verità. Tu aggregasti ad essi dei collaboratori nel ministero per annunciare e attuare l'opera della salvezza. Ora, o Signore, vieni in aiuto alla nostra debolezza e donaci questi collaboratori di cui abbiamo bisogno per l'esercizio del sacerdozio apostolico. Dona, Padre onnipotente, a questi tuoi figli la dignità del presbiterato. Rinnova in loro l'effusione del tuo spirito di santità. Adempiano fedelmente, o Signore, il ministero del secondo grado sacerdotale da te ricevuto e col loro esempio guidino tutti ad un'integra condotta di vita. Siano degni cooperatori dell'ordine episcopale perché la parola del Vangelo, mediante la loro predicazione e con la grazia dello Spirito Santo, fruttifichi nel cuore degli uomini e raggiunga i confini della terra. Siano insieme con noi fedeli dispensatori dei tuoi misteri, perché il tuo popolo sia rinnovato con il lavacro di rigenerazione e nutrito alla mensa del tuo altare. Siano riconciliati i peccatori e i malati ricevano sollievo. Siano uniti a noi, o Signore, nell'implorare la tua misericordia per il popolo a loro affidato e per il mondo intero. Così la moltitudine delle genti riunita in Cristo diventi il tuo unico popolo che avrà il compimento nel tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Possiamo sedere. I gesti che ora saranno compiuti manifestano la grazia e il senso del ministero ricevuto. L'abbraccio di pace a causa del momento che stiamo vivendo, oltre che con il Vescovo, sarà scambiato con il Vicario Generale e il Rettore del Seminario, quali rappresentanti di tutto il Presbiterio. Accompagniamo questo momento con i canti che troviamo nel libretto.
ravvivate il dono che possedete e che vi è stato conferito con l'imposizione delle mani, per il bene del corpo di Cristo che è la Chiesa. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in spirito e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Il Signore Gesù Cristo, che il Padre ha consacrato in spirito e potenza, ti custodisca per la santificazione del suo popolo e per l'offerta del sacrificio. Anche il pollice.
Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. Ricevi le offerte del popolo santo per il sacrificio eucaristico. Renditi conto di ciò che farai. Imita ciò che celebrerai. Conforma la tua vita al mistero della croce di Cristo Signore. La pace sia con te. Con il tuo spirito. La pace sia con te. E con il tuo spirito. Renditi consapevole di ciò che fai, imita con la vita ciò che celebri, cammina sulle strade del Vangelo che annunci. Ci alziamo in piedi per professare ora la nostra fede. Credo, Signore. Amen. Credo, Signore. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra. Credo in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi. Il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Amen. Possiamo sedere. Inizia ora la liturgia eucaristica. Ci uniamo insieme nel canto Salga a te, Signore. Signore.
Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio. Santifica, Signore nostro Dio, i doni del nostro servizio sacerdotale sui quali invochiamo il tuo nome e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il tuo Figlio unigenito e con lo Spirito Santo sei un solo Dio, un solo Signore, non nell'unità di una sola persona, ma nella Trinità di una sola sostanza. Quanto hai rivelato della tua gloria, noi lo crediamo e con la stessa fede, senza differenze, lo affermiamo del tuo Figlio e dello Spirito Santo. E nel proclamare te, Dio vero ed eterno, noi adoriamo la Trinità delle persone, l'unità della natura, l'uguaglianza nella maestà divina. Gli angeli e gli arcangeli, i cherubini e i serafini non cessano di esaltarti, uniti nella stessa lode. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò,
lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Tiziano, San Paolo VI e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i nostri fratelli Davide e Giovanni, oggi ordinati presbiteri della tua Chiesa. Fa che siano fedeli dispensatori dei santi misteri per l'edificazione del tuo regno. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. E la pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Agnello venuto dal cielo a nostra salvezza. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore. Con la preghiera silenziosa e con il canto disponiamoci ad accogliere il Signore Gesù risorto e presente tra noi. L'Eucaristia sarà distribuita davanti all'altare della celebrazione, nelle navate, davanti agli altari laterali e all'esterno. Accostiamoci con ordine al sacerdote più vicino. A tutti coloro che ci seguono attraverso la tenda TV e le frequenze di Radio Palazzo Carli,
proponiamo di partecipare attraverso la comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te.